Amici bellini, lo so, un giorno senza video si può mai fare? Non si può fare, e io mi rendo conto che voi, insomma, sì, faccio il mea culpa, ma ovviamente ho avuto delle cose da fare importanti, come vedete io sto a livello di occhiali da sole perché mo' mi ha gestato, e quindi la voce ancora è così, ma volevo riprendere contatto con voi e spiegarvi alcune cose importanti, da zona, Koulibaly, gli infortuni, la Champions League, ci sono talmente tantissime. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, vi ha mandato in città a cercare Gio Pellicchio, lo troverete, vedete i grattacieli. Guardate i grattacieli. Non si vede perché c'è nebbia in città. I rumori. Joe, dove sei? Non mi fare andare in giro, che comunque metropolitana, i rumori. Lasciate il like, così lo troviamo. Ci vogliono i like. I like durante la live, i live durante la like. Dai. Rita Pavo, e tu sei venuta meno nel momento proprio del bisogno. Sta tutta... Come avete visto, ho lanciato il mio inviato, tiro una sedia al Signore, ho lanciato il mio inviato in città, sotto i bombardamenti, a cercare Gio Pellecchia, lo troveremo. Quello poi fa anche il paio al fatto che ho avuto delle cose da fare in real life importanti che riguardano anche il mio futuro in questa città, e avrete sicuramente degli aggiornamenti, perché sono questioni musicali, sono questioni lavorative importanti, e quindi voi dovete seguirmi assolutamente, non voglio sapere niente. Quando si tratterà poi di fare anche dei concerti, io vi porto con me. Ogni tanto qualche intrusione la musica la può fare all'interno del calcio, senza esagerare ovviamente. Voi andatemi a seguire anche sul canale YouTube, youtube.com/valeriofluido, dove lì faccio musica e insomma sapete di più anche di quello che mi riguarda. Ma la cosa importante oggi, a parte questa rivoluzione che succederà tra DAZN e Sky, perché per la prima volta DAZN sarà lui il broadcaster principale della Serie A, e quindi pare abbiano fatto l'offerta più grande, e ci dobbiamo organizzare tutti. Io ho guardato DAZN per tutta la stagione con soddisfazioni alterne, che andava molto bene per un periodo, poi è andato così e così. Speriamo insomma che questa offerta bella tosta significhi che si stanno organizzando per bene, non ci sarà buffering, non ci sarà cose così, perché comunque se le cose non vanno bene, se i video poi si rallentano e comunque non funziona, se ogni tanto si blocca. Stavo scherzando, siete impazziti? Siete impazziti anche voi? No, stavo scherzando, però dobbiamo tenerli d'occhio, a questi qua teniamoli d'occhio. Per quanto riguarda l'America, a me, insomma, i diritti del campionato e della Serie A sono stati presi da CBS, quindi un canale in chiaro. Non so ancora cosa significherà per le altre partite, perché non posso seguire solamente campionato e Coppa Italia, ma devo capire anche le coppe europee, anche se il Napoli non ci arrivasse, e sotto questo punto di vista noi dobbiamo anche osservare quello che è la situazione, ragazzi miei, perché ragazzi, io non voglio essere ottimista, non voglio essere pessimista, voglio vedere le cose come stanno. Anzi, io vi ringrazio per tutti i commenti e gli spunti interessanti che sono arrivati sull'ultimo video, anche a nome di Guido Gentile, che è stato contentissimo di vedere tutti i vostri commenti, l'approfondimento e la voglia di approfondimento che questa community ha, e ci sono tante cose bellissime. C'è una domanda sull'azionariato, popolare, quello che insomma tutto quanto mettono i soldi e si comprano i giocatori a seconda, quella cosa là si può fare, come il Barcellona eccetera eccetera, la questione dei bilanci. Poi c'è la questione del Bari, ragazzi, c'è contestazione a Bari nei confronti della proprietà, e la proprietà è sempre la stessa. Allora a noi conviene che il Bari vada bene per il Napoli, oppure è meglio che il Bari non vada bene così il Napoli si concentra sul Napoli, oppure il fatto che il Bari vada bene, per esempio, se risolvesse
risolvessero tutti i problemi, poi magari De Laurentiis si vende il Napoli e si concentra sul Bari. Tutte ipotesi che dobbiamo fare e noi andremo live presto, quindi seguitemi sul canale Telegram perché là siete 400 e dispari, qua siamo 7500, non mi trovo. Io ieri sono andato live sulle altre piattaforme e voi non avete seguito perché non lo sapete, non vi arriva la notifica, è normale, non è colpa. A proposito, benvenuto Alex Viti. Ma è anche importante sottolineare una cosa, che praticamente nelle nazionali ci sono degli spunti importanti, c'è un Insigne comunque assist man, c'è un Zielinski che è titolare, un Fabian che invece non gioca, un Mertens che si prende un rigore e l'ha guardato tutto il tempo. Io sto in apprensione con i giocatori, non infortunati, non correre troppo, non fare strappi, calma, cioè che Lozano da fare 3 amichevoli inutili, maronna mia, ed è che doveva succedere. Infortunio, lussazione al dito, non so nemmeno quale dito, dito del piede, dito della mano, non lo so, me lo dite voi nei commenti, a Koulibaly. Allora io credo, veramente non lo so, perché mo mi c'è scedato, sto leggendo tutte le notizie, potrebbe essere anche buono, nel senso che probabilmente Koulibaly lascia la nazionale, non fa le altre partite, se ne tornatene a casa, sta casa aspetta a te, rilassati, recupera il dito, salti il Crotone perché sei comunque squalificato, molto bene, e magari recuperi con la Juve. Ma il problema è proprio questo, perché ragazzi, seppure noi vinciamo con la Juve non abbiamo fatto ancora niente, ma vogliamo usarli i congiuntivi, prassede la compagna cameriera, i congiuntivi. Se noi vincessimo, io non ho questo, ma se li avessi avuti, se il Napoli vincesse con la Juve questo succede, se il Napoli pareggiasse con la Juve questo succederebbe, se il Napoli perdesse, eccetera eccetera. Potete mettere anche pausa e fare le vostre riflessioni. Guagliù, questo dato per scontato che noi vinciamo col Crotone, è evidente che se stecchi là non parliamo proprio di niente, però si tratta di filottissimo, perché il Napoli viene da lasciamo perdere la partita col Sassuolo che era praticamente vinta e poi sprecata con quel fallo laterale, però il Napoli poi batte il Bologna, batte il Milan, batte la Roma, diciamo che dobbiamo battere il Crotone e poi dobbiamo andare pure a Torino. Il problema è un altro, è che noi dobbiamo tifare Juventus nel derby, cercate di seguirmi, perché la Juventus non può assolutamente steccare 3 partite consecutive, perché esistono cose matematicamente possibili ma calcisticamente improbabili, e questa è una di quelle cose. Il filotto totale del Napoli, che è padrone del proprio destino e le vince tutte da qui in carrozza, è calcisticamente improbabile, come è calcisticamente improbabile che la Juve improvvisamente crolli definitivamente dopo la sconfitta col Benevento, steccano il derby, cosa mai successa negli ultimi anni, in un modo o nell'altro il derby lo portano sempre a casa, e poi dopo pure con Napoli, scordatevelo. Quindi credetemi, tifate per la Juventus nel derby, almeno i 3 punti, non dico una grande prestazione, non tifate per una grande prestazione, ma almeno i 3 punti tifateli se vogliamo avere una chance di pareggiare a Torino, almeno di fare punti e di non farli scappare, perché altrimenti è impossibile, ho detto improbabile, è impossibile che la Juventus perda Benevento, Torino e Napoli, è impossibile. Quindi non togliete ogni pensiero, allontanate ogni pensiero, non si può fare, il bacio non si può fare. Quindi, riassumendo il tutto, DAZN dobbiamo vedere che cosa significherà per il futuro del calcio italiano, del calcio guardato, perché poi dobbiamo capire quanto abbonamento ci fa ognuno in noi per cercare di seguire le nostre squadre e guardare un pochino il calcio. Koulibaly che si fa male, però potrebbe essere una cosa buona, speriamo che gli altri mantengano bene la situazione, Elmas comunque è titolare, insomma tutti i nostri nazionali che ce li dobbiamo coccolare, giocano anche bene, sono anche decisivi, però tornate a casa, sprecate energie. Io devo vedere Mertens che è centellinato giustamente da Gattuso, fa staffetta perché comunque sta riprendendo la forma ed è un giocatore fondamentale, ve l'ho fatto vedere tatticamente perché è fondamentale Mertens. Non me lo fate giocare 92 minuti da applausi col Belgio, dai, avete altri grandi campioni, perché deve giocare? Perché è una bestia, anche col Belgio Mertens è una bestia e fa la differenza, vicino a Lukaku, ha giocato meglio di Lukaku e c'era
c'era De Bruyne vicino a loro, era bellissimo. 3-4-2-1 del Belgio con De Bruyne e Mertens dietro Lukaku, uno spettacolo veramente. Quindi Koulibaly, speriamo che questo infortunio al dito sia una cosa positiva, invece vediamolo in maniera positiva. Dopodiché io stasera sarò anche live da qualche parte, se siete iscritti a se mi seguite su Instagram già lo sapete con la storia, se altrimenti trovate il canale Telegram sotto, dovete seguirmi perché sennò l'esercito bellino non si muove, e se ci dobbiamo muovere tutti quanti insieme è importante, credetemi a me, perché non si può mai sapere qua, questa è una giungla, io cerco delle soluzioni amichevoli quando ci sono poi dei problemi, se non si può fare in amicizia si fa in un altro modo, non è detto, non ci arrendiamo, andiamo avanti per la nostra strada, ma devo avere il mio esercito alle mie spalle, a spada tratta dovete seguirmi, io vado avanti e voi dietro a spada tratta, con la spada tratta mi seguite, non c'è nessun problema. Da New York, Valerio Fluido è tutto, è un video di riavvicinamento tra di noi perché è importante che non ci perdiamo di vista, seguite tutte le cose belline che dobbiamo fare una live importante in questi giorni di approfondimento generale con ospiti e insomma devo far parlare chi ne conosce e chi ne capisce anche più di noi. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse, iscrivetevi al canale, poi c'è stato tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.